Ci voleva un'invenzione di qualcuno per risolvere Padova-San Marino, bloccata sullo 0-0 sino alla mezz'ora della ripresa. E l'invenzione è arrivata al 31esimo dal sinistro di Zecchin, che dal limite dell'area su calcio di punizione ha spedito la palla nel 7 alla destra del suo ex compagno di squadra Colombo. Sino a quel momento la squadra di Pellegrino aveva fatto una fatica tremenda, anche perché in giornata di scarsa vena contro un avversario attento in difesa, concentrato come la sua classifica gli imponeva e votato al contropiede. Tant'è che subito in avvio di gara, con Piovaccari e poi al 17esimo con una bella girata di Villa, la Porta di Cano aveva corso due grossi rischi, controbilanciati da un palo di Selva al 26esimo al termine di una confusa azione nell'area sammarinese e da una conclusione al 42esimo dello stesso numero 10 in area, respinta con un braccio da Di Maio e passibile di rigore, ma non per l'arbitro. Nel secondo tempo il Padova ha giocato leggermente meglio, trovando alla fine il gol già descritto in apertura. Pellegrino comunque non si nasconde, brutta prestazione quella dei suoi. Abbiamo giocato male, abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo e credo che sia stata la peggiore partita, ma per atteggiamento, per sviluppo di gioco, per tanti aspetti che abbiamo fatto da quando abbiamo iniziato a lavorare.